Buongiorno a tutti, grazie mille per essere qui. Dunque, oggi appunto, come abbiamo anticipato, parleremo di ricerca e innovazione per un futuro sostenibile. Diciamo che le soluzioni appunto per uno sviluppo sostenibile sono ovviamente una priorità, non solo per l'Italia ma anche proprio per tutto il pianeta, come dimostrano appunto gli obiettivi di sviluppo sostenibile, per esempio, delle Nazioni Unite. Oggi quindi parleremo ovviamente di ricerca scientifica, lo faremo partendo dall'articolo 9 appunto della nostra Costituzione, guardandolo ovviamente con gli occhi del presente. E per farlo abbiamo qui appunto due esperti, due scienziati che non solo sono esperti diciamo di ovviamente ricerca e innovazione, ma ognuno nei propri campi di ricerca ovviamente si occupa di sostenibilità, e sono anche due grandi protagonisti di un altro importante appuntamento dove questi temi saranno centrali, che è appunto ESOF 2020 Trieste, un grande forum della ricerca scientifica che ogni 2 anni si tiene in un diverso paese d'Europa e che quest'anno, anzi l'anno prossimo nel 2020, si terrà proprio qui in questa regione, perché appunto verrà ospitato dalla città di Trieste. Detto questo, io passerei subito la parola appunto ai nostri ospiti e vorrei cominciare proprio con una domanda al professor Della Vedova, partendo proprio appunto dall'articolo 9 della Costituzione, che dice: la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Quindi volevo chiedere prima di tutto al professor Della Vedova cosa vuol dire, 71 anni dopo la stesura di questo articolo, cosa vuol dire oggi fare ricerca scientifica. Dunque, ecco, sì, adesso è acceso. Ecco, adesso finalmente ci siamo. Non sono Stefano Fantoni, come avrete potuto guardare sul tabellone all'ingresso, però lavoro con lui da parecchio in Fondazione Internazionale Trieste, di cui sono anche vicepresidente, ma soprattutto lavoro per questa iniziativa di ESOF 2020. Ma veniamo alla domanda: fare ricerca, la capacità di fare ricerca, la capacità di fare innovazione, la cultura, la capacità di trasferire quello che si sa al mercato sono un bene pubblico. Sono un bene pubblico tanto quanto la libertà, l'eguaglianza, la pari dignità delle persone e la potenza e l'unicità e la forza della ricerca scientifica. È veramente un leveraggio enorme per riuscire a cambiare paradigma quando c'è necessità. Questo è successo in passato, sta succedendo anche adesso, è necessario che succeda. Abbiamo bisogno di cambiare paradigma e la scienza e la ricerca e l'innovazione sono ingredienti fondamentali di questo. È per questo che la Costituzione sostiene e promuove la ricerca, perché se da un lato adesso ne sentiamo la necessità, perché le condizioni al contorno sono cambiate rispetto a quando i padri costituenti hanno scritto l'articolo 9, adesso abbiamo globalizzazione, pressione antropica che sale, cambiamento climatico, la rete che è sempre più invadente, i rapporti interpersonali fra le persone che vengono messi in secondo piano. Quindi questi pilastri che erano stati messi a fuoco e individuati 70 anni fa sono tuttora validi, sono cambiate le condizioni al contorno, ma la capacità che ha la ricerca di affrontare e aggredire
in maniera scientifica, in maniera sistematica, quelle che sono le problematiche, le sfide, le opportunità che abbiamo davanti, è necessario assolutamente che l'analisi sia scientifica, che vengano individuate soluzioni, che vengano valutati gli impatti di queste soluzioni e possibilmente che si attivino politiche affinché le soluzioni possano essere messe in pratica. Ma non basta ancora. La politica e la soluzione messa in pratica deve essere monitorata per vedere se le aspettative rispetto a quanto sta succedendo vanno nella direzione giusta. Quindi direi che le grosse sfide che abbiamo davanti richiedono una maggiore attenzione. Quando si parla di ricerca scientifica e di innovazione, bisogna parlare di strategie e di investimenti. Questo è successo quando hanno scritto la Costituzione e deve succedere adesso. È successo più o meno anche in passato. Strategie e investimenti. Abbiamo bisogno di più formazione. Abbiamo bisogno di innovazione. Abbiamo bisogno di più infrastrutture scientifiche di ricerca, di centri che mettano a fuoco del problema quelle che sono le sfide dirompenti, quelle che possono farci cambiare livello rispetto alle condizioni attuali. Una delle cose, poi vorrei fermarmi, importanti, che i cambiamenti a tutti i livelli che stiamo subendo, i cambiamenti sono sempre successi, non è una novità che le cose cambino. La novità è che il cambiamento accelera. Questa è la novità. Tutto è sempre cambiato. Che problema è? Lo sappiamo. Ma la velocità con cui cambiano le cose è aumentata. E questo spiazza. Ci stiamo accorgendo che il sistema produttivo economico basato sulla produzione, sulla distribuzione, sul consumo, produce degli effetti, consumo di merci, produce degli effetti, degli impatti via via crescenti e non più sostenibili. Se andiamo avanti così, arriviamo alla fine del binario. Il sistema non è infinito. Se non cambiamo paradigma, produzione, conservazione. Qualcuno dice le 3 R: risparmia o riduci, riutilizza, ricicla. Dobbiamo fare con meno. Non possiamo sperare che dal pianeta caviamo sempre di più perché ci fa comodo. Non funziona. Abbiamo un pianeta per ora. Quindi o invertiamo strategia quanto prima in maniera tale che usiamo meglio quello che c'è. Questo vuol dire ricerca e innovazione. Bisogna preservare. L'Europa sta facendo molto in questo. Con i programmi Horizon 2020 sta uscendo Horizon Europe, che è focalizzato su 5 temi: adattamento al cambiamento climatico, cancro, acqua, qualità dei suoli, città sostenibili. Anche nell'evento ESOF noi ci occuperemo di questo, ma direi che mi fermo qui per adesso perché lasciamo spazio. Perfetto, e grazie professor Della Vedova. In effetti appunto quello che
ci è stato prospettato è un quadro molto diverso dal passato e ci dimostra come è cambiato, no, il concetto della ricerca, come si sono evolute anche strategie, diverse strategie anche per gli investimenti, eccetera. Ecco, io volevo adesso chiedere, a proposito di questo, al professor Morgante, volevo fare una domanda rifacendomi a un altro articolo della Costituzione, l'articolo 33, che dice: l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. È indubbio, professor Morgante, che i docenti devono avere libertà di ricerca, ma in questo quadro appunto così strutturato, che cosa vuol dire avere libertà? Va in qualche modo legittimata, va negoziata? Sì, grazie. Grazie per la domanda che mi offre l'opportunità di puntualizzare una serie di cose. L'articolo 9 della Costituzione è sicuramente importante e riconosce l'utilità sociale della ricerca scientifica e riconosce il fatto che da un adeguato finanziamento della ricerca scientifica ne possono discendere benefici per tutti. L'Italia forse non è riuscita a tenere fede completamente a questa bella enunciazione di principio. In buona parte è rimasta un'enunciazione di principio. L'articolo 33, che citava Marina, poi ci dice che nello svolgere le nostre funzioni, che sono duplici per chi lavora in università, sono quella di fare ricerca ma anche quella di insegnare, un insegnamento che deve discendere dalla ricerca, perché questo è proprio differenza dall'università dagli altri livelli di istruzione, siamo liberi di farlo. Allora, da un certo punto di vista non è sicuramente mancata la libertà in Italia, anzi mi vorrebbe da dire che in un certo senso abbiamo avuto troppa libertà e dietro questa presunta libertà ci siamo spesso nascosti. Quello che è mancato, cioè cos'è che ci vuole perché la ricerca sia veramente libera? Può sembrare un paradosso, ma ci vogliono i finanziamenti. Se non ci sono i finanziamenti che devono supportare la ricerca, che oggi in molti settori è sempre più intensiva dal punto di vista degli investimenti richiesti. Una volta era solo la fisica a essere big science, soprattutto la fisica dell'alta energia, oggi anche la biologia sta diventando big science con infrastrutture di ricerca molto costose che devono continuamente essere tecnologicamente aggiornate. Dicevo, i finanziamenti per la ricerca sono il presupposto perché ci sia libertà di ricerca. Senza finanziamenti non si può fare ricerca. In Italia questo concetto non è sempre stato accettato. Io mi ricordo ormai parecchi anni fa, quando c'era stato il movimento della Pantera, non ricordo neanche esattamente, forse era col primo governo Berlusconi. No, la Pantera dopo. Dopo la Pantera. Ero in università, 89. Ecco, il movimento della Pantera si era molto opposto alla possibilità che i finanziamenti privati entrassero ad esempio nel sistema della ricerca. E quindi c'è sempre stata la paura che attraverso i finanziamenti si potesse direzionare la ricerca e si potesse piegare la ricerca a quelli che possono essere i voleri di alcuni. Allora, facciamo una fotografia della situazione. Qualcuno di voi ha un'idea di quanto spende l'Italia in ricerca e sviluppo secondo le statistiche che accettate? Sempre meno. Spende circa 20 miliardi di euro, che è l'1,2% del PIL. Un obiettivo minimo per un paese avanzato dovrebbe essere il 2%, minimo, perché ci sono paesi come la Germania che investono molto di più del 3%. In termini assoluti, noi spendiamo 20 miliardi, gli Stati Uniti oltre 300 miliardi, la Cina una cifra equivalente, quindi potete capire che c'è una sproporzione enorme. Fra l'altro questo è uno dei motivi più forti che dovrebbero farci volere fortemente essere in Europa, perché
come singolo paese 20 miliardi, come 300 non vogliono dire nulla. Se ci mettiamo assieme come Europa e iniziamo a condividere il sistema della ricerca, sia in termini di attività di ricerca che di risultati, a quel punto puntiamo qualcosa, perché rispetto alle due grandi potenze di oggi, Cina e Stati Uniti, riusciamo a essere comparabili dal punto di vista dell'investimento. Questo è 20 miliardi, 1,2%. Arrivano in massima parte dal pubblico, circa l'1% dell'1,2% sono investimenti pubblici, solo il 0,2% sono investimenti privati. Per arrivare al 2%, quello che manca è l'investimento privato. Quindi in realtà non dobbiamo avere paura del fatto che i privati entrino, anzi dovremmo volere che entrino di più nel sistema della ricerca. In più di quell'1%, e qui adesso arriva la questione della libertà della ricerca, di quell'1% che mette il pubblico, buona parte è dedicato a ricerca applicata di tipo industriale. Allora, dopo non citatemi pubblicamente, ma tanti di questi soldi, di cui una frazione significativa va al sud, perché derivano dai fondi strutturali europei che sono dedicati alle regioni dell'obiettivo convergenza, che al momento in Italia sono Puglia, Campania, Calabria e Sicilia. Dicevo, questi soldi per la ricerca industriale sono di fatto aiuti di Stato alle imprese. Sono aiuti di Stato alle imprese occulti e sono poi, per la parte che invece va alla ricerca pubblica, soldi liberi da vincoli. Io dico sempre che in molti di questi progetti, poi ci sono sempre le eccezioni, delle quali mi sono dovuto occupare spesso negli ultimi tempi, in molti di questi progetti che in Italia vanno tanto di moda, cosiddetti di ricerca industriale, industria e ricerca pubblica si mettono insieme come in un matrimonio di convenienza, non perché si amano veramente, ma perché ciascuno ne ricava una qualche convenienza. L'industria riesce a coprire costi che altrimenti dovrebbe sostenere da sola, che non riguardano molto spesso vera ricerca. Cosa ne ricavano università enti pubblici di ricerca? Il fatto che se si mettono assieme con l'industria loro hanno una quota di soldi e possono fare quello che vogliono. E lì sono liberi, però il problema è che è vero che la ricerca deve essere libera, è vero che quella che manca in Italia, e qui arrivo al punto cruciale, sono i finanziamenti per la cosiddetta ricerca di frontiera, ricerca che non deve essere necessariamente legata a obiettivi applicativi immediati, deve essere quella ricerca che in inglese si chiama blue sky, che poi ci fa fare i veri grossi avanzamenti. Ma questa ricerca è libera perché io devo poterla fare sugli argomenti che preferisco, però deve essere soggetta a sistemi di valutazione rigorosi, perché non si può pretendere che i soldi per quel tipo di ricerca vengano dati a tutti, devono essere dati a quelli che hanno le capacità per fare quel tipo di ricerca e hanno i presupposti per poi poter arrivare a dei risultati che siano interessanti. In questi progetti di ricerca industriale sì, siamo liberi di fare quello che vogliamo, ma siamo riusciti ad averli bypassando completamente questi meccanismi di valutazione ex ante che sono il fondamento di un sistema di ricerca. Quindi, per essere veramente libera la ricerca in Italia avrebbe bisogno di cospicui finanziamenti per la ricerca di frontiera, non solo per la ricerca di tipo industriale, in cui possiamo esprimere al meglio la nostra creatività, ma quei fondi dovrebbero essere assegnati sulla base di rigorosi criteri di meritocrazia e su una competizione libera e aperta a tutti. Voglio solo raccontare una cosa e poi chiudo qui. Lo scorso anno, anzi nel 2017, grazie all'azione di Elena Cattaneo, che si sta dando molto da fare nella sua posizione di senatrice a vita, siamo riusciti a ottenere 400 milioni di euro per finanziare questo tipo di ricerca. Possono sembrare tanti 400 milioni di euro, ma dovete pensare che finanziano per 3 anni tutti i tipi di ricerca possibili, quindi in realtà sono 130 milioni di euro all'anno, che sono lo 0,08 del PIL, quindi quasi niente. Siamo riusciti a ottenerli prelevando una parte dei finanziamenti che dovevano essere destinati all'Istituto Italiano di Tecnologia, che l'Istituto Italiano di Tecnologia non aveva speso adeguatamente. Di questo bisogna dare merito a Elena, che ha fatto un lavoro capillare per riuscire a convincere i politici. Ora,
Dopo 1 anno e mezzo, voi dovete pensare che nella ricerca scientifica 1 anno e mezzo vuol dire che l'idea che avevo presentato 1 anno e mezzo fa oggi è già non attuale. Dopo 1 anno e mezzo siamo ancora in attesa dei finanziamenti, perché c'è stato un processo di valutazione lunghissimo, perché essendo italiani molti dei colleghi sono ricorsi ai giudici perché ritenevano di essere stati ingiustamente penalizzati in questo processo di ricerca, un unicum dell'Italia, perché nessun altro paese del mondo si andrebbe dai giudici amministrativi, che voi conoscete molto bene. Un giorno decidono in un modo, un giorno in un altro, e comunque non sono assolutamente competenti a decidere su questi argomenti. Allora, dopo 1 anno e mezzo ancora non si vedono i soldi e quindi non si è iniziato a fare la ricerca. Alcuni dicono che sì, c'è il problema dei ricorsi in tribunale, ma il vero problema è che i soldi non ci sono più. Adesso speriamo che questo non sia vero, però questo è il motivo per cui io ritengo che il vero freno alla libertà della ricerca in Italia sia oggi l'assenza di adeguati finanziamenti. Bene, diciamo che quindi in questo quadro così complicato e anche molto, molto delicato da gestire sembra venire fuori che diciamo, la scienza abbia sempre più bisogno di spazi di confronto con la politica, con i cittadini, con gli imprenditori, perché fa parte di un ecosistema in cui bene o male tutti devono dialogare proprio per negoziare quella libertà che dicevamo prima. E forse a questo proposito ESOF può essere un appuntamento molto importante perché vuole essere un forum open, appunto aperto, dove questo dialogo trova spazio. E non a caso, come dicevamo prima, i temi dello sviluppo sostenibile sono al centro di questo appuntamento. E magari Bruno potrebbe raccontarci come questi temi verranno declinati in questa occasione. Grazie Marina. Eccomi. Dunque, volevo fare prima un appendice, un commento a quanto diceva Michele, che ovviamente ci lavora ed è esperto diciamo sulle dinamiche dei finanziamenti a livello italiano, e il fatto che si debba andare a tentoni e sperando appunto di riuscire a scavare 400 milioni in un colpo e poi speriamo che vada bene, il prossimo anno vedremo, mette in maniera nuda sul tavolo, in maniera chiara, che manca una strategia. E questo è un problema, manca una strategia di paese. Mentre l'Europa con Horizon 2020 e Horizon Europe metterà per un quadriennio qualcosa come 100 miliardi per la ricerca per tutti i paesi della comunità europea, il nostro paese non ha ancora una strategia. E questo non è una cosa che avviene per legge, per il volere di qualcuno, è qualche cosa che ha bisogno anche del sostegno, della collaborazione, della spinta di tutta la cittadinanza, dei cittadini, di noi. Noi lo facciamo, ma non bastiamo. Ecco. Posso? Giusto? Solo un attimo, perché io su questo, siccome Bruno ha menzionato i fondi europei rispetto ai fondi nazionali, ecco, vorrei chiarire, perché spesso veniamo accusati di non essere capaci di reperire i finanziamenti in Europa e ci dicono i soldi ci sono, andate a prenderli in Europa. Allora, il bilancio europeo, per quanto cospicuo, è niente comunque, è poco se voi sommate i bilanci dei 28 paesi che compongono l'Unione Europea, e i colleghi con i quali mi trovo a competere, tedeschi, francesi, inglesi, spagnoli, godono di finanziamenti nazionali cospicui che gli permettono di essere competitivi quando vanno in Europa. Per loro l'Europa è la ciliegina sulla torta. Per noi purtroppo c'è solo la ciliegina, la torta non esiste, perché noi non abbiamo i finanziamenti nazionali, come diceva Bruno, un anno ci sono, ce ne sono pochi, ma ci sono, poi chi lo sa quando torneranno,
E questo ci mette in enorme difficoltà nel momento in cui dobbiamo andare a competere a livello europeo, perché non abbiamo avuto modo di costruire quelle infrastrutture, quelle competenze, quei gruppi di ricerca che invece i colleghi stranieri hanno potuto costruire e che gli permettono di essere molto più competitivi. Quindi se non riusciamo a procurarci soldi in Europa non è solo colpa nostra. Ecco, ma a me pareva positivo risottolineare questo aspetto, perché è da lì che si parte, e altrimenti possiamo parlare tanto ma poi si riuscirà a stringere ben poco. Allora veniamo ad ESOF, che secondo noi, e non solo secondo noi, è una grande occasione per rilanciare a livello internazionale sia le potenzialità del nostro paese, ma soprattutto la capacità di fare rete, di collaborare, di includere e di tentare di essere più efficaci, più efficienti e, diciamo, collaborando insieme su temi per i quali lo sforzo di un singolo paese, di un singolo gruppo di ricerca molto spesso non è sufficiente. Allora, quali sono le parole d'ordine, le parole chiave di questo evento European Science Open Forum? Innanzitutto, che cos'è sta roba? Non è un convegno scientifico, è un tavolo di discussione e di confronto, per dire, e di confronto fra chi? Fra chi fa la ricerca, fra chi la dovrebbe trasferire al mercato, ricerca industriale, trasferimento tecnologico, fra chi deve fare le politiche affinché questo avvenga, ai comunicatori che se non comunicano bene, se non c'è comunicazione, ci siamo accorti tutti, non si esiste, nessuno sa che esisti, nessuno sa cosa fai, nessuno sa dove sei, con chi ti confronti. Quindi la comunicazione è importante a tal punto che sono nati gli esperti come fare comunicazione e controinformazione con le fake news. Chi dice che la Terra è piatta, chi si inventa altre assurdità relativamente a argomenti scientifici importanti, relativamente a problematiche sociali. Ecco, allora, se questo evento che vogliamo fare è un tavolo di discussione, e io spero che poi alla fine possiamo cominciare almeno un minimo di discussione anche oggi qui in questa stanza, dico, se questo è l'obiettivo di fare interagire e discutere su cosa? Su quello che può fare la ricerca, sull'innovazione e sulle cose da fare insieme. Che cosa vuol dire innovazione? Vuol dire realizzare un'idea nuova e originale in un certo settore, producendo un ritorno positivo, un valore, sia per chi la promuove, che può essere pure un'azienda, ma anche per tutti. Questa è innovazione, senza far danni. Che cos'è la sostenibilità? La sostenibilità ha una serie di definizioni e declinazioni molto differenziate, diverse. Si parla di sostenibilità sociale, economica, ambientale, e questi elementi della sostenibilità che cosa dicono? Che è sostenibile quello sviluppo che riesce a dare risposta ai bisogni di una società, di un gruppo, di un paese, del globo in un certo momento, senza però compromettere la possibilità di fare altrettanto per le future generazioni. In qualsiasi campo, in qualsiasi settore, è sostenibile quello che funziona per te adesso, ma deve funzionare anche dopo. E su questo penso che in un secolo ci sono stati parecchi cambiamenti. Ne abbiamo visti, si parla di 3 rivoluzioni industriali, dalla macchina a vapore, dal motore a scoppio, l'era atomica, adesso si parla della 4ª rivoluzione, quella che mette insieme la fisica, la biologia, i computer, i dati, per costituire
un sistema integrato, controllato, che riesce a rispondere bene alle esigenze, con costi e impatti minimi e che serva a tutti. Ecco, noi a ESOF 2020 e siamo riusciti a portarlo in Italia, nel nord-est, a Trieste, per due fattori importanti. Perché Trieste è una porta verso il nord, il sud, l'est, l'ovest, è sempre stato geostrategicamente un punto importante di interconnessione, un ponte. C'è l'autostrada adriatica, c'è la via della Seta, c'è la via dell'Ambra, è sempre stata una zona di scambio. C'era il Porto Franco, ma prima del Porto Franco c'era il Porto dei Romani. Non è che abbiamo inventato granché. È una porta strategicamente interessante di interconnessione dopo grossi cambiamenti. Ci sono state 2 guerre, ci sono state cortine, vediamo di togliere le cortine non solo dal suolo ma dalla testa, togliere le barriere. Allora dicevo, ricerca, innovazione, sostenibilità. Ecco, di che cosa stiamo parlando? Di che temi? Dove si svolgerà l'evento? L'evento, come vedete da un attimo, da un bel po', è il Porto Vecchio di Trieste, che tra l'altro include un messaggio importante: da un porto di merci a un porto aperto di idee, che recupera e rilancia agli usi legittimi un pezzo di città che era rimasta tabù, off limits per 70 anni. Come può una città come Trieste, che si sviluppa lungo una dimensione, la costa, è una città unidimensionale, come può permettersi di non includere e utilizzare uno spazio che è un valore architettonico, un valore ambientale, commerciale, eccetera, e un valore anche sociale, di uso della città in maniera più efficiente, guardando al futuro, lasciarlo così. Va bene, con la demanializzazione, un limitato contributo dello Stato per ripartire. Nella parte che voi vedete lì colorata, noi faremo il prossimo luglio 2020 questo grosso evento di discussione. Aspettiamo 4-5 mila delegati da un 80 paesi del mondo. Ecco, quindi non parleremo solo di scienza, parleremo di ricerca, parleremo di politica, parleremo di comunicazione, parleremo di trasferimento tecnologico verso l'industria. Quindi ci saranno ricercatori, business, industrie, policy, giornalisti, eccetera, e anche cittadini. È anche per i cittadini questo, affinché ci si renda conto di quali sono le problematiche e che cosa bisogna fare per affrontarle. L'evento sarà concentrato in 4 giorni, dal 5 al 9, e questo sarà nella parte del Porto Vecchio, in questi edifici colorati che avete visto. Sono 5-6 edifici, c'è una cordata di industriali e di imprenditori triestini che sta realizzando una parte nuova in Porto Vecchio per fare un grande auditorium che noi speriamo riescano a finire, che noi possiamo utilizzare. E avremo bisogno di un auditorium di 1800 persone, di altre 10-12 sale che in parallelo dovranno ospitare dibattiti, discussioni in sessioni da 90 minuti. A lato di questo ci sarà una grande manifestazione e serie di eventi nella città. E questo avverrà non solo in 5 giorni, ma la settimana prima e la settimana dopo dei 5 giorni. Quindi dal 27 giugno all'11 luglio, dove ci saranno la ripetizione degli argomenti discussi dentro la cittadella
in inglese, verranno replicati e completati da eventi a portata di tutti, da installazioni a teatri, a musica, a discussioni, dibattiti, a tavole rotonde, dove porteremo magari i premi Nobel che arrivano nei 4-5 giorni a parlare dentro le sale dove è necessaria una registrazione per entrare, li porteremo fuori nella città, dopo che i lavori saranno completati. Il programma, c'è un programma scientifico che lo vediamo subito, che è la spina dorsale di tutto l'evento e che mi preme scorrere velocissimamente quali sono e lo vediamo subito, ma a lato di questo ci sono altre due tracce di programma estremamente importanti. Se noi vogliamo trovare soluzioni, dobbiamo calare la ricerca di frontiera, di cui parlava Michele prima, la dobbiamo calare in maniera tale che produca benefici sul territorio, sulla società, sulle città, sulla vivibilità, sulla salute, sull'energia, sull'inquinamento, sull'acqua, eccetera, eccetera. Quindi ci sono altre due tracce di trasferimento, una di trasferimento tecnologico, science to business, e un'altra di carriere. Noi parliamo, ma chi si ne deve occupare di questi problemi da domani in poi e in futuro sono i nostri ragazzi. Noi siamo già, cominciamo ad andare in ombra e quindi se ce la continuiamo a raccontare fra di noi, i ragazzi si troveranno in qualche difficoltà, ma loro se ne sono già accorti che gli stiamo rubando il futuro, ha detto qualcuno, no? Sì, se la cosa non è sostenibile stiamo usando di più quello che non ci compete. C'è un vecchio detto che dice che non abbiamo il pianeta in eredità dai nostri padri, ma l'abbiamo in prestito dai nostri figli. E questa mi piace particolarmente perché punta proprio al problema della sostenibilità. I temi sono sul tavolo da sempre, sono i famosi Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite. Ci sono 17 tematiche che qui vengono raggruppate in gruppi. Blue Planet è l'acqua, dolce, in superficie, il mare, eccetera. Il futuro sostenibile è l'energia. È necessaria la transizione energetica, ridurre le emissioni, zero carbon economy. Nourishing the planet. Prendi cura del pianeta, il cibo. Io vorrei che poi Michele magari commentasse su questo, io non voglio entrare perché quello è veramente un campo di lavoro in cui lui ha grande competenza, ci sta lavorando da parecchio. Live long and prosper è la salute, è il benessere, è la ricaduta su noi tutti, sulla società. I big data, gli insiemi di dati, i computer, la statistica, la robotica, l'intelligenza artificiale sta dentro lì, la sensoristica che dovrebbe aiutarci a vivere meglio, però non deve consumare tanta energia, perché altrimenti con la sostenibilità ci risiamo da capo. Breaking frontiers, che vuol dire la ricaduta delle innovazioni. La scienza non sono solo le scienze naturali, la matematica, la fisica, la chimica, ma anche le scienze sociali, le scienze umane sono importantissime. Scienza e società è una tematica bella pesante, non ci entro se non finiamo più. Se non c'è una politica che guarda avanti, che ha una visione, una strategia, un piano, l'abbiamo visto con i finanziamenti della ricerca, ma questo vale per tutto. Se non c'è la policy che raccoglie le soluzioni e le opzioni
dell'innovazione e della ricerca e le coglie in maniera collaborativa, in maniera... La scienza serve a valutare cosa serve fare prima, che cos'è più prioritario e rischioso fra una scelta di possibili soluzioni, supposto che abbiamo dei criteri per farlo. The Smart City è la città vivibile, è il laboratorio dove noi possiamo cominciare a fare tutte quelle cose lì. A San Daniele in diversi aspetti si è già cominciato. Pensiamo alla salute, pensiamo al cibo, pensiamo alla sostenibilità dal punto di vista energia, ai rifiuti, alle bonifiche, all'acqua. Bene, tutti noi abbiamo un paese, una città, un borgo dove si vive. Beh, cominciamo a ragionare in maniera intelligente e a fare la nostra piccola smart house, smart city, smart country, smart planet. Facciamolo, scale up. Ecco. Perfetto, Io quindi credo basta così. grazie per questa rapida visione dei temi e appunto mi aggancio a quanto chiedeva Bruno, nel senso ci sono vari temi del programma scientifico di Esopo che toccano proprio l'innovazione e la sostenibilità e in particolare Nourishing the Planet è il tema che parla proprio delle nuove sfide per l'alimentazione del futuro, le nuove sfide anche quindi delle biotecnologie e dell'agricoltura. Quindi volevo chiedere al professor Morganti quali sono le nuove sfide e anche quelle, visto quanto ho detto prima, più necessarie su cui investire. Grazie. Prima di rispondere alla domanda, volevo ricollegarmi a quel tema fondamentale che ha toccato Bruno quando faceva vedere di cosa si discuterà e una parte delle carriere dei giovani. Ecco, devo dire che, pensandoci bene, se c'è qualcuno a cui oggi non è concessa la libertà di fare ricerca in Italia sono i giovani. Questa è la realtà delle cose. I tagli che ci sono stati negli ultimi 10-15 anni alle assunzioni nel sistema ricerca hanno fatto sì che noi abbiamo un sistema ricerca irrimediabilmente vecchio. Siamo un paese vecchio, il sistema ricerca proporzionalmente è ancora più vecchio del paese. Io sto in un dipartimento di 120 docenti, credo che ne abbiamo 2 o 3 sotto i 40 anni, è una cosa drammatica, anche perché la produttività nella ricerca ha il suo picco a 40 anni, dopo declina, quindi stiamo perdendo gli anni migliori dei giovani. In più, e qui questa è una critica al sistema in cui lavoro, anche quando li assumiamo non gli diamo libertà di fare ricerca, perché questi devono restare fino a 50-60 anni al traino di chi è davanti a loro e devono fare quello che vuole quello che gli sta davanti, e quindi stiamo perdendo gli anni migliori dei giovani. Chiudo questo aspetto e torno al tema di nutrire il pianeta. È un tema fondamentale, forse è un tema che noi come paese avanzato non sentiamo tanto, perché per noi procurarci il cibo non è più un problema, l'abbiamo risolto, anzi abbiamo solo l'imbarazzo della scelta e giustamente qualcuno dice noi in realtà consumiamo più di quello che ci serve, lo dimostrano i numeri, il nostro problema più grosso oggi non è non mangiare abbastanza e mangiare troppo, in più abbiamo anche degli sprechi che dobbiamo riuscire a diminuire, però a livello globale il problema c'è ed è ancora drammatico, ma in realtà se ci pensiamo il problema c'è anche per noi, perché quando andiamo al supermercato e acquistiamo un alimento noi non stiamo pagando per intero il prezzo che dovremmo pagare, noi stiamo pagando i costi di produzione di quell'alimento, ma non stiamo pagando tutti i costi indiretti che la produzione di quell'alimento determina e che sono soprattutto costi in termini di impatto ambientale. Se dovessimo scaricare sul consumatore tutti questi costi indiretti, vi assicuro che gli alimenti di cui facciamo uso costerebbero molto più del prezzo che attualmente paghiamo. Questo alimentarci è costoso, è estremamente costoso da un punto di vista ambientale. L'agricoltura utilizza fra il 70 e il 90% delle risorse idriche, l'agricoltura contribuisce
per una proporzione molto significativa l'emissione di gas serra. Tutti questi sono costi che al momento nessuno sta conteggiando e soprattutto nessuno sta pagando. Qual è la sfida che ci troviamo di fronte? La sfida è molto complessa, è produrre di più, ed è indubbio che dobbiamo produrre di più, perché a livello globale la popolazione sta aumentando e non è solo l'aumento numerico che preoccupa, è soprattutto il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni. Se pensiamo semplicemente a Cina ed India, che messe assieme fanno 2,5 miliardi di persone, a quanto sono cresciute le loro economie, vuol dire che assieme alla crescita economica di questi paesi arriva anche una crescita delle loro esigenze alimentari. Se prima si nutrivano con una semplice ciotola di riso, oggi vogliono giustamente avere anche la carne. Produrre carne è estremamente costoso dal punto di vista ambientale. Se Cina e India dall'oggi al domani si mettessero a consumare tanta carne quanto ne consumiamo noi, il pianeta sarebbe in ginocchio, non sarebbe sostenibile una cosa del genere. Quindi l'insieme della crescita numerica e della crescita delle esigenze fa sì che dobbiamo produrre di più. Però dobbiamo produrre di più consumando di meno, quindi dobbiamo ridurre l'input, usare meno acqua, usare meno chimica, produrre meno CO2. In più, se possibile, in questa equazione complessa, dobbiamo anche riuscire a produrre alimenti che siano qualitativamente migliori, perché è indubbio che la qualità degli alimenti di cui ci nutriamo ha un impatto fondamentale sulla nostra salute e il nostro benessere. E questo della salute è un problema di cui si parla molto poco, ma con l'invecchiamento della popolazione è un problema che è destinato a deflagrare nei paesi avanzati per costi dell'assistenza sanitaria che non saranno più sostenibili. Per cui dovremmo riuscire a fare tutte queste cose. Come possiamo farlo? Purtroppo in Italia tende a essere prevalente il pensiero che il miglior modo per andare avanti in questo settore sia quello di tornare indietro. Abbiamo questa grande nostalgia per i bei tempi andati, siamo nostalgici dell'agricoltura di 100 anni fa. Purtroppo le cose non funzionano così, non è che se improvvisamente rinunciassimo alle macchine agricole, rinunciassimo alla chimica e tornassimo a fare l'agricoltura che si faceva 100 anni fa avremmo risolto i nostri problemi, anzi li avremmo probabilmente accentuati. Ed è un paradosso perché forse è l'unico settore economico in cui c'è questa nostalgia per il passato. In altri settori non ci sono problemi a abbracciare innovazione, anzi lo facciamo persino troppo per certi versi. In questo settore invece per qualche motivo abbiamo questa idea che vecchio è bello, è naturale, è meglio di artificiale. Allora questo bisogna subito sgomberare il campo su questo concetto di naturale. Non c'è nulla in agricoltura che sia naturale. Quindi chi vi dice che c'è un'agricoltura naturale vi sta mentendo. Tutte le piante e gli animali dei quali ci nutriamo sono artificiali, non sarebbero mai esistiti se non ci fosse stato l'uomo che li ha resi quelli che oggi sono, non sarebbero mai venuti fuori per un processo di evoluzione naturale. Quindi dobbiamo accettare l'idea che è un sistema artificiale, dobbiamo accettare l'idea che è un sistema in cui dobbiamo fare largo uso di innovazione e tecnologia per renderlo più sostenibile. Un esempio si può fare con qualcosa che conoscete molto bene, un filone di pane. Un filone di pane di 7 etti e mezzo, voi lo andate a comprare dal panettiere al supermercato. Secondo voi, quali sono le principali fonti di impatto ambientale che sono contenute dentro quel filone di pane? Cioè, cos'è che impatta di più sull'ambiente quando andate a comprare il filone di pane al supermercato? Noi tendiamo a sentirci dire ad esempio che dobbiamo comprare a chilometro zero perché il trasporto impatta. Ecco, l'impatto del trasporto sul filone di pane è quasi nullo, ma in generale lo è per tutti gli alimenti, a meno che il trasporto non avvenga per via aerea, come vuole fare il nostro ministro Di Maio che vuole portare le arance in Cina con l'aereo, uccisi. Quindi il trasporto non impatta, ma in quel filone di pane impatta poco, molto meno di quello che almeno io avrei pensato, tutto quello che viene dopo la produzione agricola. Quindi tutto il processo di trasformazione, più tutto il processo di panificazione, più tutto il processo di distribuzione, impatta per circa il 35%. La sola produzione
dei semi di frumento che sono utilizzati per fare la farina, che poi va nel pane, impattano per il restante 65%. E di quel 65%, 2/3, quindi oltre il 40%, è la sola fertilizzazione azotata. Quindi se io devo pensare su cosa devo fare ricerca, la risposta è: devo cercare di fare in modo di usare meno azoto, perché se uso meno azoto riuscirò ad impattare nella misura maggiore per diminuire l'impatto ambientale di quel filone di pane. Non sono analisi semplici e molto spesso le risultanze di questo tipo di analisi sono controintuitive, perché tenderemo a pensare molto spesso alle soluzioni più semplici, che non sono sempre quelle corrette. Bisogna fare quello che si chiama life cycle assessment, che sono analisi complesse di tutto il ciclo vitale di questi prodotti per riuscire a capire dove poter intervenire per riuscire a diminuire l'impatto. Come posso fare ad esempio per ridurre la concimazione azotata? Di nuovo, in Italia c'è chi dice: ok, torniamo al letame, non usiamo più i concimi di sintesi. Per fortuna circa 100 anni fa un chimico tedesco ha inventato una reazione chimica che è in grado di trasformare l'azoto atmosferico in azoto minerale, e questo ha consentito lo sviluppo dei fertilizzanti. Dicevo, ci illudiamo di poter tornare indietro e utilizzare solo il letame, ma ad esempio questa idea è un'idea che non ha senso, sia perché utilizzando il letame diminuirebbe l'impatto per unità di superficie, cioè per ettaro coltivato andremo a impattare di meno, ma aumenterebbe l'impatto per unità di prodotto. In realtà quello che a noi interessa è l'impatto per unità di prodotto, cioè a noi interessa che per ogni chilo di pane che produco, perché non è che posso diminuire la quantità di pane che produco, riesca a diminuire la quantità di azoto che vi entra. Poi l'altro problema della fertilizzazione con letame è che le mucche sono quelle che sono. Il letame si produce in Italia è sufficiente per approssimare circa il 7-8% della nostra superficie agricola. Potrei allevare più mucche, ma le mucche sono estremamente inquinanti, quindi capite che non esco da questa situazione. Posso intervenire su altri aspetti, perché ad esempio nelle piante esiste diversità nella capacità di utilizzo dell'azoto. C'è un parametro che si chiama efficienza d'uso dell'azoto, che è sotto controllo genetico, e uno dei campi più attivi di ricerca in agricoltura è quello di riuscire a migliorare l'efficienza d'uso dell'azoto da parte delle piante. Devo accettare l'idea che per ottenere il risultato che voglio ottenere, che è quello di diminuire l'impatto ambientale dell'agricoltura, io possa fare ricorso alle tecniche più avanzate di miglioramento genetico per riuscire ad esempio a diminuire l'utilizzo di fertilizzanti in agricoltura. Non è che il miglioramento genetico sia l'unica strada, è indubbiamente quella che fino a qui ci ha dato i risultati migliori. Si stima che oltre il 50% dell'aumento delle rese e della diminuzione dell'impatto ambientale delle colture agricole sia derivato dal solo miglioramento genetico. Oggi la genetica sta facendo passi da gigante, ci sta consentendo di individuare quali sono i geni che controllano le caratteristiche che vogliamo migliorare, ci sta dando le tecnologie che ci possono permettere di modificare in maniera mirata e precisa questi geni. La più promettente di queste si chiama genome editing, ed è una tecnologia che ci consente di andare a modificare singole basi dentro la sequenza del DNA di un organismo complesso. L'Europa ci sta mettendo i bastoni fra le ruote, perché una sentenza della Corte di Giustizia Europea dello scorso luglio ha stabilito che questi interventi di genome editing, per quanto siano indistinguibili da quelli che avvengono in natura grazie alle mutazioni spontanee, devono essere trattati come OGM. Speriamo che su questo riveda la sua posizione la prossima commissione. Il ministro dell'agricoltura italiano si è già espresso a favore di una revisione in questo senso. Dicevo, il miglioramento genetico e la genetica non sono l'unica strada. In agricoltura ci sono oggi sviluppi tumultuosi dell'utilizzo delle tecnologie digitali, che attraverso l'adozione di modelli previsionali molto complessi, attraverso l'utilizzo spinto di sensoristica, attraverso l'utilizzo di macchinari agricoli sempre più sofisticati, che ad esempio sono georeferenziati e hanno memoria delle performance delle piante lungo tutta la superficie del
campo che coltivo, dicevo, attraverso questi sistemi stiamo andando verso quello che si chiama agricoltura di precisione, agricoltura digitale, e indubbiamente questo tipo di innovazione ha un ruolo altrettanto fondamentale per riuscire a utilizzare meglio e di meno quelle risorse che determinano l'impatto ambientale. Tanto per darvi un'idea come funziona questo sistema, ho un campo dove sto coltivando ad esempio mais e ho la macchina che deve spargere il concime. Cosa farebbe oggi un agricoltore che non avesse queste tecnologie a disposizione? Spargerebbe il concime in maniera uniforme, ma in realtà nel terreno ci sono delle aree dove le piante rispondono di più e delle aree dove rispondono di meno, perché in alcuni punti c'è meno acqua, perché in alcuni punti il terreno è più superficiale rispetto ad altre. Dove queste tecnologie vengono utilizzate, le macchine che raccolgono, che sono georeferenziate attraverso i sistemi GPS, raccolgono informazioni della produttività metro quadro per metro quadro, e quindi si costruiscono nel tempo questa base di dati che gli dice per ogni punto del terreno dove si produce di più e dove si produce di meno. Quando poi vado a spargere il concime, utilizzo questa informazione per ottimizzare l'utilizzo del concime in funzione di dove mi darà i risultati migliori, e quindi così facendo diminuisco l'utilizzo del concime. È una grossa sfida, perché dobbiamo accettare l'idea che l'agricoltura debba diventare altrettanto tecnologica e sofisticata quanto altri settori economici. Questo si scontra molto spesso con una inadeguata preparazione degli operatori, si scontra anche in Italia con un tessuto produttivo che è molto atomizzato. Noi abbiamo aziende agricole molto piccole che non sono spesso in grado di fare gli investimenti che sarebbero richiesti per adottare tutte queste tecnologie, ma secondo me non sono questi i problemi più grossi sono la mentalità delle persone e la mentalità di alcune delle organizzazioni di rappresentanza degli agricoltori, che hanno visioni molto diverse e che hanno questa visione nostalgica in cui pensano che tornando indietro riusciamo ad andare avanti. Ecco, secondo me questa visione è sbagliata. Speriamo attraverso ESOP di riuscire a far vedere quali sono le potenzialità che la ricerca scientifica ci mette a disposizione per riuscire a diminuire l'impatto della produzione degli alimenti, e speriamo di convincere i decisori politici che quella è la direzione in cui andare. Tanta ricerca, tanta innovazione. Grazie.